ospite oggi ed è una fortuna perché il sindaco di queste qua è una fortuna. Signore e signori, il sindaco, che ne pensi? Com'è andata questa? Un applauso al sindaco, si vede che il sindaco. Un applauso e adesso 2 parole sulla festa, sindaco. Ma guardi, allora cominciamo innanzitutto con dire che sono abbastanza onorato di essere qua, nonostante tutti i miei impegni istituzionali. Ho lasciato il consiglio comunale, il mio vice sindaco Paris Lippi, per quello che può servire, eccolo, e sono venuto qua ad onorare la mia grandissima amica Alessandra Bertocchi, senza doppie, Bertocchi, e il carissimo mio amico Stefano Mattiassi, anche lui scritto tutto senza doppie, eccolo. Volevo dire anche agli sposi che si imparino presto i nuovi sensi di rotazione, che si imparino a fare via Rossetti in zoo, volevo dire in giù, e insomma che vadino avanti. Là hanno avuto una piccola prova con le rive, insomma, che questa sinistra non ha capito assolutamente niente, eccolo. Ci voleva un modesto ex imprenditore come me, che viene da una modesta attività commerciale. Vi metto ancora un poco, signora, vi metto o lascio? La medisi lei, questo è persuto di ottima qualità, eccolo. Ecco, uno che viene da una modesta attività commerciale come posso essere io, eccolo, capisce queste cose, capisce che a un certo punto, quando uno ha fatto delle meravigliose rive, che vabbè, le aveva cominciate il mio predecessore, come si chiama? Quello che rostiva caffè, non mi ricordo, eccolo, sì, Creme Caffè, eccolo, lui aveva cominciato, Dio ha fatto quella piazza Unità come una pista di un aeroporto, diciamo, eccolo, però io ho lasciato così, quello che ho trovato così ho lasciato, però insomma diciamoci la verità, avete visto che rive che avete, signori miei, cari miei concittadini, prima avevamo quelle fili là nell'aria come le città dell'est, mi sembrava di essere a Budapest, dai, avete visto che rive che avete, non stiamo neanche a parlare. E poi non venitemi a dire del problema del traffico, i triestini neanche non sanno cosa è il traffico, perché per fare da Barcola fino a dentro là della stazione marittima 16 minuti, 14 secondi e 10 centesimi, insomma non mi sembra assolutamente eccessivo, eccolo. Allora colgo nuovamente l'occasione per ringraziare gli sposi che mi hanno offerto finisce di guardare le stambiature, stupido vecchio. Ringrazio nuovamente gli sposi che mi hanno dato questa possibilità, mi hanno offerto un banchetto meraviglioso, anche con pesce, l'avete comprato alle spalle di piazza di Porto San Rocco, immagino. Eccolo, abbiamo il pesce là che avete mangiato 7,9,80, se l'avete lei signorina che ha fatto un piccolo sconto sotto banco e via, eccolo. E quindi vi ringrazio nuovamente e passo di nuovo i comandi qua al maestro Claudio. Ecco, no, mi ricordavo giusto. Tullio. Bene, vi ringrazio e buon proseguimento. Stefano, il sindaco.